I dissalatori attualmente fermi di Gela, Agrigento e Porto Empedocle saranno rilevati dalla Regione, che li trasferirà a Siciliacque Gestione Impianti, una nuova società regionale che si costituirà entro la fine di aprile con l'impegno di assumere ex novo il personale addetto licenziato dall'impresa Pietro Di Vincenzo SpA di Caltanissetta. Lo hanno concordato a Palermo, firmando un apposito protocollo d'intesa, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia, Siciliacque, le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL. Siciliacque Gestione Impianti rileverà a Gela il quinto modulo bis e i 20 dipendenti che vi operano, il remineralizzatore dell'area industriale e il dissalatore a osmosi inversa a membrane, una volta gestito dalla raffineria Eni. Nell'area ASI di Porto Empedocle saranno acquisiti sia l'impianto a osmosi di Agrigento che quello analogo della stessa cittadina di Porto Empedocle, con i 12 dipendenti in esso occupati. Per non correre il rischio di dimenticare qualcuno, i sindacati hanno chiesto di effettuare un'ulteriore ricognizione sul numero di persone impegnate negli impianti. La Regione e la nuova azienda di gestione, interamente controllata da Siciliacque, concorderanno termini, condizioni e modalità di regolamentazione dei rapporti contrattuali in merito alla collocazione e al mantenimento in stato di conservazione degli impianti acquisiti e alla loro messa in esercizio in caso di necessità. Un fatto importante che garantisce da un lato la funzionalità degli impianti e dall'altro salvaguardia dei livelli occupazionali.